Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Ciao Natalia, un grande abbraccione a tutti e siamo qua oggi, davvero ho tanti argomenti, spero di cavarmela come al solito, ma non è un'autocelebrazione, in maniera come dire, piacevole. Io perché fine febbraio non è caratterizzato da santi molto noti, ma io ho scelto per il 27 San Leandro, che è particolare, poi vi spiego perché. Tra l'altro vescovo di Siviglia, ma ha a che fare con l'Italia per un motivo ben preciso. Voglio segnalare gli 80 anni di Angelo Socciu ieri e i 75 in memoriam della grandissima Stefania Rotolo, che forse è stata la più grande soubrette italiana di tutti i tempi. Poi vi parlerò del CLIRD, perché è una neonata associazione che coordina le lingue regionali e i diritti linguistici, quindi nasce una nuova sfida a favore di alcune lingue regionali che finora non sono state prese in considerazione, come il ligure, il lombardo e al sud il siciliano. Quindi anche qui la cultura popolare più attenta alla dimensione delle lingue madri, in riferimento anche all'appena svoltosi giornata internazionale delle lingue madri, sicuramente en revanche si dice in francese, cioè ritorna in battaglia per riuscire a salvare il salvabile. Ma oggi soprattutto io vi parlerò dei test di Sanremo, perché è la settimana di Sanremo, con una premessa che dico subito: non sono fra quelli entusiasti di Sanremo, non ho le fette di salame sugli occhi, vedo benissimo come in questa radio hanno sottolineato o attraverso altri testi scritti alcuni collaboratori di primissimo livello come Sammy Varin e Alessandro Gnocchi. So benissimo quali sono i limiti, le brutture di Sanremo, però Sanremo rimane Sanremo, scusate la vecchia battuta. È impossibile, è ineliminabile il fatto di doversene interessare, perché comunque è qualcosa che rappresenta nel bene e nel male il culmine della tradizione nazional popolare. Tra l'altro, appunto anche questo lo dico subito, non è soltanto la festa della lingua italiana Sanremo, ma è la festa anche di tutte le lingue, perché comunque a Sanremo noi abbiamo avuto Van der Sfros, abbiamo avuto alcuni gruppi veneti, alcuni gruppi naturalmente o solisti napoletani, siciliani e quant'altro. Per quello che è possibile, naturalmente noi ci auspichiamo che la Sanremo del futuro si allarghi anche appunto a tutte le lingue regionali, però non è così semplice, e in ogni caso ricordiamo sempre che la cultura popolare è la somma di tante culture, meglio parlare di culture popolari in senso lato, ma Sanremo in qualche modo rimane la vetrina di quel tipo di cultura pop che ammicca a un tentativo di intesa fra mondi anche diversi, che però si ritrovano in solidarietà e unità proprio nella città ligure. E 30 anni fa invece gli italiani andavano per la prima volta nello spazio, c'era la prima mission che riguardava ovviamente alcuni personaggi che adesso sono anche un po' dimenticati, ma che permetteva finalmente insomma anche ai colori della penisola di farsi largo nello spazio dopo America, Russia e quant'altro. Poi alla fine vorrei rispondere con pacatezza a Carla Signoris, che è un'attrice, presentatrice, donna di spettacolo e di cultura, diciamo che intrattiene da tempo un legame con Crozza. Adesso io non sono, come dire,
non ho esattamente il taglio giusto del loro rapporto, se è un matrimonio o non è un matrimonio, non mi interessa da questo punto di vista. Ma Carla Signoris ha detto delle cose che non mi piacciono sugli intellettuali di destra e le risponderò. Il calendario San Leandro. Allora, intanto cominciamo dal nome. Leandro è un nome bellissimo perché assembla due animali, il leone e l'uomo, l'essere umano, che fino a poco tempo lei rimane un animale, per carità, un animale molto evoluto, lo sappiamo tutti, nel bene e nel male, anche qui aggiungo, però ecco, un animale che ha alcune caratteristiche che sono state conservate del regno animale fino a prova contraria. Allora, mezzo leone e mezzo uomo, è una figura quasi teratomorfa, si dice, mostruosa, no? Ce ne sono di figure del genere e vanno ritrovate spesso e volentieri nella letteratura di ogni tempo. Leandro fu vescovo di Siviglia, quindi era uno spagnolo. Però diciamo, a parte che Siviglia è una delle più belle città del mondo e ecco, accanto a Siviglia c'è una zona archeologica chiamata Italica, ecco, il rapporto è privilegiato quindi, perché diciamo, lì c'era stata la temperie di tantissimi secoli fa di quei personaggi che poi sono andati in Italia, ce ne sono stati diversi, di spagnoli e in particolare andalusi, che andarono poi a governare o come imperatori o come funzionari l'Italia stessa. Quindi consiglio a quelli che vanno a Siviglia, e la città è bellissima ovviamente, ma di andare anche a visitare il parco archeologico Italica. Ma non è solo questo, perché in realtà il vescovo di Siviglia, vissuto tra il 500 e 600 d.C., intrattenne un rapporto epistolare eccezionale. Con chi? Con Papa Gregorio Magno. Purtroppo questa gran parte, la stragran parte dell'epistolario è andato perduto. Però noi sappiamo, da quel poco che è rimasto e da altre tracce di autori e commentatori, che si trattava di un dialogo eccezionale, basato proprio sul senso ultimo del destino della Chiesa, che allora, pensate un po', 1500 anni fa, si avviava a diventare una realtà riconosciuta universalmente, con alcuni difetti che comunque col tempo furono, dal punto di vista della Chiesa stessa, superati, e poi una serie di altri fattori che però dal punto di vista della scrittura di Leandro, di questo straordinario mezzo leone e mezzo uomo, si trattava di riuscire a proiettare in una dimensione più fortemente teologica, sulla base sia dell'agostinianesimo, quindi della lettura di Sant'Agostino, da una parte, e dall'altra sulla interpretazione del nuovo ruolo di Roma, laddove un rapporto privilegiato fra la Spagna e l'Italia, secondo Leandro, avrebbe potuto creare un braccio di ferro contro qualsiasi eresia, ovviamente anche quella islamica. Quindi sicuramente un personaggio molto interessante, che precede anche tutti i leoni papi che ci sono stati, e quindi anche il Leone XIV attuale, sul quale prima o poi ritorneremo. Ma Leandro quindi appunto a Siviglia crea una roccaforte in cui soprattutto contro il mondo barbaro e le eresie quindi che venivano dal nord, non perché il nord, abbiamo detto tante volte, il nord ha portato anche tante cose belle, però evidentemente non tutto era di gradimento da parte della Chiesa, e Leandro ha fatto il possibile per bloccare attraverso riflessioni che sono sicuramente molto ma molto interessanti.
E mi fermo qui per il calendario. Ho scelto San Leandro, mi sembra che gli altri santi di fine mese siano meno importanti. Ieri ha compiuto 80 anni Angelo Soccio. Angelo Soccio è il pilastro reale della formazione oramai sfaldatasi rispetto all'origine dei ricchi e poveri. È rimasto un ricco e una povera. Qualcuno dice un povero, una ricca, con riferimento al reale patrimonio dei due, ma i pettegolezzi in questa trasmissione sono banditi. Angelo Soggiu è un personaggio interessante perché la sua capacità di trasmettere la tradizione pop, ovviamente tutti abbiamo in mente i principali successi dei ricchi poveri in senso storico dagli anni 70-80 fino ad oggi, per arrivare fino al duetto tanto fortunato di Sanremo 24 con la Brembati, che è l'altra rappresentante. Un altro rappresentante è morto, purtroppo il Gatti, e l'altra ancora non compartecipa più alla vicenda collettiva. Soggiu è sempre stato considerato un uomo molto affascinante, ancora adesso in età non proprio imberbe, sono 80 ieri, e la sua modulazione di voce, che non è stentorea, no? Ma è acuta, con delle belle stilettate e comunque in armonia rispetto a soluzioni tipicamente pop, ci sembrano ragguardevoli. Non so fin quando andrà avanti Socciu, gli auguriamo altri 80 di questi. Penso che Socciu sia insostituibile all'interno del canto di matrice popolare, si intende, anche se non è il vero canto popolare quale lo intende il folklore, che oggi viene rappresentato. 75 anni fa invece nasceva un altro personaggio che invece è stato dimenticato, e a torto, perché non ne parla quasi più nessuno, ma forse è stata la più grande ballerina della storia italiana. Parliamo di Stefania Rotolo. Stefania Rotolo nasceva il 23 febbraio del 51, soubrette, ballerina, conduttrice con la trasmissione Tilt, che è stata una delle trasmissioni più rivoluzionarie della storia della televisione, per una capacità innata di versatile ed eclettica di riuscire appunto a intrattenere gli ascoltatori sia in senso musicale che in senso di teatro et similia. Stefania Rotolo aveva una carica esplosiva che purtroppo è stata falciata da una bruttissima malattia che non gli ha permesso di andare oltre i 30 e rotti anni, e che ci ha tolto la possibilità di avere una stella in senso più compiuto, naturalmente. Poi sono arrivate le varie Cuccarini e Parisi, che sono sicuramente bravissime, deliziose, stupende, ma a qualcuno è rimasto un po' come un groppo in gola, perché Stefania probabilmente sarebbe stata la number one, come si dice, scusate se uso toni mondialistici, anglo-mondialistici in questa trasmissione, che dovrebbe essere in teoria tutta dedicata all'Italia e ai suoi popoli. Quindi Stefania Rotolo, il cognome di origine napoletana, ma era nata a Roma 75 anni fa ed era riuscita nella seconda metà degli anni 70 ad attenzionare moltissima parte del pubblico per quasi una verve istrionica che aveva dentro, e che le permetteva appunto addirittura di arrivare a condurre una trasmissione così strampalatamente affascinante come Tilt. Non so se quelli che mi ascoltano, che non sono più giovanissimi, se la ricordano. Ma adesso passiamo a un argomento che negli ultimi tempi forse la nostra trasmissione ha un po' trascurato, è vero. Spero che questo peccatuccio venga lenito, venga superato dalla vostra misericordia. È nato CLIRD, Coordinamento Lingue Regionali e Diritti Linguistici. Stiamo parlando dell'universo dialettale. L'universo dialettale, intendiamoci, è solo una costola
del mondo della cultura popolare. Nella mia ottica, che manifesto da quasi 30 anni oramai, attraverso questa radio, ma anche attraverso tutte le mie attività che ho svolto come presidente di Artenor, come direttore del Centro Regionale delle Culture Lombarde, come collaboratore a riviste e direttore di Idee per l'Europa dei Popoli. Ecco, nella mia ottica non ci deve essere una visione isterica del registro dialettale. Io sono il primo a difendere tutti i dialetti del mondo, e ci sono tantissimi, di ogni nazione e di ogni continente, perché è chiaro che devono sopravvivere e venire coltivati in tutte le forme possibili, ma è anche vero che un atteggiamento frontale di sfida astiosa nei confronti delle lingue vere e proprie, cioè il francese, lo spagnolo, l'italiano, l'inglese, eccetera, secondo me non porta lontano. Si tratta di avere una visione a 360 che permetta appunto continuamente il dialogo, per esempio in Italia con la lingua toscana e nazionale, naturalmente, che io stesso ho insegnato al liceo. Quindi sono tanti tasselli da mettere assieme in una specie di ricomposizione a largo respiro, che non escluda nulla, perché le esclusioni e le cattiverie verso parti anziché altre non portano a grandi risoluzioni. Qui la nascita di CLIRD, che è questo coordinamento delle lingue regionali e dei diritti linguistici, mi appare veramente un passo interessante, poi vedremo gli sviluppi. È praticamente un coordinamento fra varie regioni e rappresentanti regionali di chi difende appunto la questione, oserei dire solo la lingua, ma anche la questione dialettale. Quindi soprattutto sono coinvolte quelle lingue regionali o locali che non sono tutelate da leggi vere e proprie e quindi hanno bisogno di essere coltivate o ricoltivate, come il lombardo, l'emiliano, il ligure, a sud il siciliano, eccetera, eccetera. Poi vedremo chi si aggiunge, chi si toglie, perché in questi casi, in queste associazioni sono sempre un po' elastiche da questo punto di vista. Però è interessante questo spunto, voi capite che alla mia età gli entusiasmi stupidi giovanili sono superati, lo trovo interessante ma è inutile urlare di gioia, perché si tratta di capire come poi potrà esprimersi questo raggruppamento e quali saranno i prodotti reali di tutto questo discorso, perché siamo in un mondo oramai globalizzato dove da qualsiasi parte di questo mondo si levi un grido di dolore, bisogna vedere come poi si riesce a tradurre in realtà, no? Lo vediamo anche nella vita civile, sociale e politica con quello che sta succedendo, ma lo possiamo vedere anche nella dimensione culturale. Ma arriviamo a Sanremo. Sanremo è alle porte. Ma è la settimana di Sanremo questa. E allora io ho voluto un po' dare un'occhiata ai testi delle canzoni. I testi delle canzoni, tra l'altro, sono apparsi anche sull'ultimo Sorriso e Canzoni TV e sono testi che ovviamente non sappiamo ancora, dobbiamo ascoltare Sanremo per capire in che maniera sono stati modulati questi testi e come sono stati tradotti in musica, perché voi sapete che il segreto della musica pop, ma in parte anche rock penso, è quello proprio di riuscire a trovare un'armonia fra il testo e il suono. Io ho qui scelto alcuni personaggi che mi sembrano i più noti e i più famosi, non per cattiveria verso, e sono tanti quest'anno, i giovani che non sono così noti, così acclarati appunto, ma perché c'è molta attesa, lo so perché lo sento in giro, verso questi che vi dico: Raf, Arisa, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fedez Masini, Patti Bravo e 13 Pietro. 13 Pietro in realtà è il figlio di Gianni Morandi, ma adesso poi ci ritorneremo. Questi personaggi sono personaggi che hanno già avuto successo in passato, qualcuno anche âgé,
ma che adesso ritentano con dei testi, con delle canzoni che dovrebbero ridare fiato alla loro fama. E tutto questo è molto interessante proprio a partire da Raf, che metto in cima, perché mi ricordo perfettamente alla fine degli anni '80 Raf era addirittura considerato fra i maggiori cantanti italiani. Poi c'è stato, mi sembra, un po' di sbandamento non vuole essere un'offesa, perché c'era di fronte sicuramente un personaggio di primissimo livello per bravura, talento e scelta di canzoni, però non sempre la sua fama è stata trattenuta con chiarezza e forza. Vi ricorderete sicuramente quando Raf cantava Cosa resterà degli anni '80. Secondo me è una canzone epocale, Cosa resterà degli anni '80, perché ha consegnato all'eternità il senso ultimo della nostra giovinezza. Ovviamente chi mi ascolta e ha più di 60 anni lo sa, ma Raf poi certamente nel raccontarci la realtà attuale di allora, lo spirito, i gusti e gli orientamenti, ci ha fatto intendere come avrebbe potuto anche affrontare argomenti più sentimentali, ed è proprio la canzone che lui presenta adesso a Sanremo, Ora e per sempre. Pensate, Ora e per sempre non è una formula liturgica, eppure ci fa capire subito di che cosa si sta parlando, perché in questa canzone del 2026, e vedremo appunto come sarà modulata nei toni, nei ritmi, si parla del valore del matrimonio. Cosa? Nel 2026 si parla del matrimonio. Ma cos'è il matrimonio? Un pezzo d'antiquariato? Una puzzolente anticaglia da museo? Un relitto di una civiltà del passato? Il matrimonio? Oddio! Beh, Raf ha il coraggio di riproporlo, e quasi, avendo letto, io il testo non ve lo posso leggere perché ve lo lascio gustare direttamente quando, a partire mi sembra da domani sera, apparirà in televisione Raf, ma come appariranno tutti gli altri big, naturalmente, presentati da Carlo Conti. Adesso su Carlo Conti ritorniamo. Allora, però mi sembra appunto di poter dire che ci sia una forma di laicizzazione nella canzone di Raf, nel senso che il matrimonio ha valore, secondo lui, anche al di là di quel patto o religioso o civile che viene fatto, no? Quella specie di santificazione clericale o laica che sia, perché è qualcosa che parte dal profondo del cuore. Sentiremo in che maniera la sensibilità notevole di Raf tratterà la materia. Passiamo ad Arisa. Beh, Arisa è, l'ho sempre detto, ma non è un'offesa, assolutamente la più bella delle brutte, perché non è un mio giudizio personale, è un vox populi, nel senso che lei partì come la bruttina non stagionata. Qualcuno gridò allo scandalo addirittura, cosa forse una delle ultime diciamo manifestazioni di body shaming nei confronti di persone che si ebbero negli anni zero, negli anni 2000, ma poi in realtà la cosmesi non è che serva solo la cosmesi, certamente, ma la valorizzazione, come in ogni donna, di alcuni tratti che apparivano nascosti e comunque non erano stati valorizzati, l'ha lanciata come addirittura la diva della sensualità, della sensualità canora. Beh, ci porta Magica Favola. Siamo arrivati quasi adesso ancora 2 minuti e facciamo il break. Magica Favola è un tocco di autobiografia in stile romantico. Sì, certo, Arisa è un po' davvero una magica favola,
nata a Genova da genitori del sud, riesce a imporsi, diremo così, e non parlo più di quello che stavo parlando prima, aperte virgolette, nonostante tutto, chiuse virgolette. Arisa ha una voce potentissima, forse si dice la voce più forte, non bella, non è la parola giusta, la voce più potente degli ultimi 20, la voce femminile più potente degli ultimi 20 e 30 anni. Magica favola, quindi, sarà un modo per vedere come esistono ancora le fiabe, esistono ancora le favole, grazie a Sanremo. Poi finisco ricucendo la questione rispetto a chi odia soltanto questa manifestazione. Quindi il romanticismo sia con Raf che con Arisa quest'anno torna di moda, e sentiremo come Arisa saprà modulare quello che lei stessa ha vissuto in prima persona. Elettra Lamborghini non solo per quel parentado famoso, ma certamente per la sua capacità di imporsi in termini corporei, è diventata un must della canzone popolare italiana. Eccola con Voilà. Ecco, Voilà è una canzone giocata su una sensualità più intima e sottile, fra coccoli, languori, che vengono scambiati fra un maschio e una femmina. Un po' meno romanticismo, un po' più diciamo di toni sexy, però certamente siamo convinti che è la canzone giusta per Elettra Lamborghini. Ermal Meta, l'albanese, è diventato oramai un divo italianissimo, è diventato il più famoso albanese mai vissuto in Italia. Ermal Meta si è sempre distinto per un impegno anche politico, ma non solo politico, in senso lato naturalmente, non certo partitico, per carità, ma anche in senso buono, politico e metapolitico all'interno della canzone italiana, sia in coppia con altri cantanti che da solo, eccetera, eccetera. E lo ha fatto distinguendosi per alcune capacità espressive, forse attoriali, oltre che sonore, e ci porta quest'anno Stella Stellina. Siamo, Terra finisco, è contro la guerra in Palestina dalla parte di una bambina. Non è una canzone pro-pal in senso lato, è una canzone che vede coglie la tristezza della guerra attraverso un paesaggio lugubre, appunto, che è stato disastrato. Naturalmente sentiremo il modo con cui lui imposterà tutto questo discorso, che ovviamente dovrebbe valere, così ha rilasciato, ha detto in un'intervista, per tutte le guerre possibili, ma de gustibus non est disputandum. Siamo arrivati davvero stavolta al break. Ascoltiamo il break e ci sentiamo dopo. A dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie Natalia, finiamo su Ermal Meta. Io spero solo che la canzone di Ermal Meta non diventi un cavallo di battaglia dei Propal, sia chiaro, ma lui dice di no, ma naturalmente bisogna vedere i toni, il modo con cui viene accolta o robe di questo genere. Se davvero invece è una metafora sulla guerra in assoluto, allora ci sta, ma naturalmente cerchiamo di capire meglio le cose come andranno.
Poi ancora Fedez e Masini. Ecco, una coppia molto originale, devo dire, no? Perché Masini comincia a raggiungere la mezza età e quindi con la sua barba bianca e quindi così accumula sempre più esperienza, che l'hanno fatta passare da incazzato con la I maiuscola, no? Ricorderete tutto Vaffan, puntini puntini, quella canzone che ha cambiato la musica leggera, no? Negli anni 90, ma poi naturalmente ha recuperato una sobrietà che ci sta, anche se i fiorentini sono gli arrabbiati per eccellenza, quindi diventa difficile arginare il mare. E a proposito di mare o male, ecco la canzone Male necessario. Fedez appunto invece sappiamo chi è, quindi i due cercano una vittoria clamorosa a Sanremo, e Male necessario è una canzone dedicata al problema del lasciarsi, quindi di lasciare il partner o la partner e ritornare in solitudine. Il male necessario, naturalmente. Questo tema l'aveva cantato una sessantina d'anni fa Caterina Caselli, ma per carità è ritornato in tantissime altre canzoni. Certo, vista dal maschile la cosa è un po' più triste, questo me lo concederete. Male necessario, quindi all'interno dell'esistenza esistono, diciamo, dei momenti che sono valutabili come qualcosa di ineluttabile, che però ci permette di recuperare il senso ultimo dell'esistenza. Patti Bravo porta opera e dice praticamente la canzone: sono una musa che canta l'opera. Ecco, qui c'è un tentativo da parte di colei che con il boom del Piper costruì il 68 canoro praticamente, e con la bambola lanciò il primo grido acuto del femminismo classico italiano: tu mi fai girare come fossi una bambola, poi mi butti giù. Ecco, è chiara la denuncia di una donna che ha vissuto più vite, che è stata la prima, diciamo, a segnalare il problema del gender fluid, e adesso con opera si riallaccia invece alla musica classica, proprio perché rilancia il senso ultimo dell'opera, appunto. Qui opera sta sia come canzone di musica classica ma anche come opera d'arte, quindi dice: io sono, fa capire, sono la vera musa che canta l'opera d'arte. Se lo può permettere a età avanzata, proprio perché nella sua vita ha scritto la storia dell'arte, nel bene e nel male, sempre si intende, si può amarla o si può detestarla, Patti Bravo, però è un'icona insostituibile del mondo popolare. E che dire infine, chiudiamo con Sanremo, 13 Pietro, l'uomo che cade, si cade nella vita ma occorre rialzarsi. È una tematica che aveva portato Fiorella Mannoia 2 o 3 anni fa appunto a Sanremo, adesso la sentiamo al maschile, ma da chi? Dal figlio di Gianni Morandi, da colui che oramai si capisce, si intuisce, porterà avanti per sempre la missione del padre. Quindi 13 Pietro, così questo pseudonimo, no, che è stato scelto per impedire alla gente di dire: ma sei il solito figlio di papà. Ecco, no, niente di tutto questo. L'uomo che cade dice che ha le sue tonalità, dice il padre, che ha le sue tonalità diverse da Gianni, e quindi lo ascolteremo con enorme attenzione, appunto, su una tematica abbastanza, insomma, ingolfata e muffosa, però sicuramente lui, il ragazzo, sarà in grado di raccontarcela alla maniera del terzo millennio. Ecco, mi fermo qui, naturalmente ce ne sono altri, ma non posso raccontare già Sanremo prima che sia avvenuto. Un'ultima nota su Carlo Conti è su tutte le riviste. Vi voglio segnalare Sorrisi e Canzone TV, naturalmente, oggi gente, ma anche Vanity Fair. La copertina di Vanity Fair, dell'ultimo Vanity Fair,
ve ne impossesserete con soltanto 2 euro, è un settimanale uscito il 18 febbraio, riporta Carlo Conti con sotto scritto sorvegliato speciale, Sanremo 2026, polemiche e segreti, abbronzature e uno scoop solo per noi. È l'uomo più ricercato, è l'uomo più voluto, è l'uomo più seguito, è l'uomo più amato, Carlo Conti, colui che è riuscito a rilanciare la musica italiana e che in qualche modo, anche attraverso altre trasmissioni, e in qualche modo, pur dicendoci che sarebbe, ma sono sempre le promesse così, puntini, che sarebbe l'ultima volta, ma non sappiamo poi chi può essere l'erede reale di questo personaggio che comunque è al centro dell'attenzione di sempre, nel bene e nel male, sempre, mi raccomando. Quindi con Sanremo adesso abbiamo davvero finito, e ricordo ancora una volta, ho letto articoli interessantissimi anche che fanno capire che è ovvio che la solita sboba non ci piace più, però è anche vero che non possiamo rinunciare a un aspetto mitologico della cultura popolare che ci ha accompagnato fin da bambini e la cui assenza, qualcuno ha parlato di Festival di Torino al posto di Sanremo, qualcuno vuole abolirlo definitivamente sotto qualsiasi città possibile, ma in realtà sarebbe un colpo al cuore da questo punto di vista. Forse ci siamo abituati al peggio, va bene, ci siamo abituati a abbracci stercorei con una realtà che evidentemente ha perso il senso ultimo del suo essere. Però ecco, come dire, non vogliamo fare la fine di quel testo che vi ho appena descritto, rimanere in solitudine senza Sanremo. 30 anni fa gli italiani andavano nello spazio, era il 96, la primavera del 96. Perché alcuni italiani sono diventati famosi andando nello spazio per la prima volta come italiani? Perché era nata 30 anni fa un'invidia spaventosa. Chiedo a Natalia, tutto bene? Pronto? Sì, Andrea, tutto benissimo. Ah, ecco, no, perché non sentivo più il riscontro della, sapete che l'etere risuona un po', dalle mie orecchie da musica pop. Allora, vi dico, 30 anni fa si decise di mandare nello spazio 2 giovani uomini che fecero una bella figura. Poi venne, come sapete, una serie di personaggi fino ad oggi. Samantha Cristoforetti è la donna dello spazio, Astro Samantha, e via dicendo. Questa radio non è mai stata molto, come dire, clemente nei confronti dell'astronautica, non lo sono neanch'io nella realtà. Francamente penso che le stelle sono già dentro di noi, sono dentro di noi o sono fra le persone che ci accompagnano nella nostra vita. Non ci sia bisogno di andare a anni luce di distanza per scoprirli, non è il senso ultimo della nostra vita. Però anche qui è un po' come Sanremo. Quella luna del 69, quella notte in cui l'essere umano arrivò sulla luna, ma ci è arrivato la fine. Scusatemi, viene da ridere perché qualcuno dice che è stata la più grande pagliacciata americana della storia, no? Erano andati soltanto nel deserto adiacente Los Angeles e avevano costruito una messa in scena straordinaria. Vabbè, sarà, ma non viviamo forse di illusioni. Non era proprio Foscolo, il più grande poeta della letteratura italiana, a parlarci di illusioni, nel senso che senza queste illusioni noi non possiamo vivere. Il paradosso della vita umana, che è molto conosciuto dalla cultura popolare, è che senza le illusioni noi non riusciamo a sostenerci, non riusciamo
ad andare avanti. E allora certamente l'invidia nei confronti dell'America, della Russia, di altre realtà spaziali europee ci indusse appunto a mandare qualcuno nello spazio. Il risultato fu incoraggiante e si andò avanti appunto fino ad oggi. Non sono un esperto, anche perché appunto non siamo più sulla cultura popolare, ma siamo sulla tecnica, sulla tecnologia, tanto detestata da alcuni filosofi padani come Galimberti, Emanuele Severini, eccetera, eccetera. Benissimo, però rimane una domanda che aleggia nell'aria. Fin dove vogliamo arrivare? Ci accontenteremo? Alle Olimpiadi abbiamo vinto 30 medaglie, siamo arrivati terzi, ex aequo con l'Olanda, medaglia di bronzo. Sì, vabbè, siamo sempre delle facce di bronzo, noi italiani lo sappiamo, dal nord al sud, quello lo sapevamo già, però certamente quello che ci onora è il fatto che nonostante l'Italia non sia completamente innevata, come alcune nazioni, si possono raggiungere dei risultati superati soltanto dalla Norvegia e da un'altra nazione ancora. Ma non so fino a che punto questo porterà gloria ancora al lustro italico, specie se, lo ribadisco con calma e pacatezza, non si vorrà procedere a quel federalismo che solo può salvare la nostra nazione. E lo spazio? Beh, con la Luna abbiamo capito che non si può fare niente. Vogliamo andare su Marte? Tentiamo di andare su Marte, la Terra Rossa, vediamo che cosa c'è. Vogliamo andare altrove? Non so se si può distruggere, come dire, l'equazione spazio-tempo, se si può einsteinizzarci tutti, sarà molto difficile. Personalmente trovo un po' da mondo dello spettacolo deteriori tutto quello che è stato costruito attorno a Samantha Cristoforetti, una bravissima ragazza, non ci sono bravissima sotto tutti i punti di vista, simpaticissima, però francamente c'era qualcosa di folcloristico in senso negativo in tutto quello che è stato costruito attorno ad essa. E mi accingo anche a questo punto, abbandonando lo spazio, ritornando sulla Terra, a rispondere a una certa Carla Signoris. Intervistata da Riccardo Bocca nella sua Repubblica del Libero Sgabuzzino, parliamo di social naturalmente, ma i social oramai hanno rimpiazzato in parte la stessa TV. Riccardo Bocca, un personaggio così che sicuramente molto stimolante, che nel corso degli ultimi anni si è interessato di varie questioni, partendo dalla dimensione giornalistica per arrivare a quella intellettuale. La domanda che Riccardo Bocca ha fatto a Carla Signoris e che ha ottenuto un sacco di visualizzazioni, aperta parentesi, Carla Signoris, l'altra metà di Crozza, benissimo, apparsa in televisione anch'ella diverse volte, ora sicuramente protagonista in varie occasioni, ma molto nota. Alla domanda alla Carletta è stata questa: ma come mai non ci sono veri intellettuali a destra e sono in grandissima parte di sinistra? Beh, questa domanda è già viziatissima e fa venire l'orticaria non solo a noi di destra, ma anche a tutti quelli di sinistra, perché è assolutamente ipocrita, caro Riccardo. La risposta di Carla Signoris è stata ancora peggio. La Carletta nazionale, con aria di nonchalance, dice: ma non so, forse non sono ancora riusciti a maturare bene, come se fossero dei pomodori che da verdi devono diventare rossi, gli intellettuali di destra. Ma mi sembra notare bene che ci sia un certo Marcello Veneziani, lo conoscete? Caspiterina, Marcello Veneziani.
ma penso che moltissimi siano d'accordo sul fatto che Marcello Veneziani è il più grande intellettuale italiano, ma ridicolizzarlo in questa maniera, ritenendo che dopo di lui ci sia il vuoto, come se lui fosse, diciamo, il Marco Masini della situazione e dietro tutti gli altri che arrancano come gregari ignoranti, è francamente una vergogna. È francamente una vergogna, perché qui non si tratta neanche di difendere una categoria in maniera orgogliosa e rancorosa, ma si tratta di guardare in faccia la realtà. La realtà, e lo dico nella trasmissione Cultura Popolare, perché la nostra cultura di destra è l'unica autenticamente popolare, quella di sinistra è un mantello dorato che falsifica qualsiasi oggetto di cui si interessa e che prende, strumentalizza il popolo, portando soltanto parole che nulla hanno a che fare con le vere radici popolari. Ebbene, pensare che non esistano degli intellettuali a destra è francamente assurdo. Io non voglio fare liste, potrei cominciare da Radio Libertà, dove parlano assieme a me tantissime altre persone di ottimo livello. Non faccio nomi perché voi li conoscete. Ma naturalmente parliamo di testate come Libero, Il Giornale, La Verità, di riviste ovviamente come Panorama, se ci tratteniamo soltanto al giornalismo. Possiamo parlare di tantissimi libri che sono stati scritti, anche qui non faccio nomi, perché non è questione di nomi, è questione di principi. C'è un piccolo particolare, cara Carla Signoris. Voi vi siete alleati in maniera sottile e sordida per impedire in maniera forte e in maniera, prolungata che il mondo intellettuale di destra riesca ad avere successo. Riesca ad apparire nelle televisioni, riesca a riempire i giornaloni come il Corriere e la Repubblica, perché il gioco spesso e volentieri è quello, quando si è dei mediocri, di bloccare chi vale di più, chi rispetto a voi vale veramente di più. Per cui è un gioco al massacro. Io l'ho sempre intesa così. E ovviamente tutte le persone che si sono impegnate tantissimo, meravigliosamente per la cultura, e che poi intendiamoci sono stati molto spesso ospiti di questa radio, anche qui non voglio far nomi, ma veramente ospiti graditissimi, ma anche di altissimo livello, che hanno fatto slittare le visualizzazioni anche su Facebook in maniera eccezionale. Ma dico, tutte queste persone hanno dedicato la loro vita ad approfondire il pensiero e la cultura che possiamo chiamare di destra. Naturalmente è sempre un artificiale dividere il mondo in destra e sinistra, ma è soltanto per capirci, o hanno scritto dei libri che sono straordinari, ma che l'abilità del mainstream ci nasconde. Una tematica, ne parlavamo l'altra volta, questa volta faccio un nome, con il professor Zecchi, perché lui uno dei suoi ultimi libri ha trattato proprio di questo argomento. Quindi è un gioco di prestigio che viene fatto da parte della cultura dominante, che purtroppo è di sinistra, nel riuscire a nascondere, a occultare, a impedire che il mondo intellettuale di destra, di forte radice popolare, autentica e forte radice popolare, riesca a farsi conoscere fino in fondo. Ma voi che ci ascoltate, ma voi che ascoltate questa radio, voi che ascoltate altre radio che possono essere apparentate con la nostra, altre emittenti televisive, anche molto note, oppure che leggete alcuni giornali, che leggete i libri che contano veramente nel dibattito culturale, lo sapete che noi esistiamo, che noi facciamo di tutto, abbiamo dedicato la nostra vita, la nostra intera vita per questa causa, perché ci crediamo veramente. Sono loro che non ci credono, sono loro che falsificano la loro stessa coscienza. Vergogna. Non ho mezze parole questa volta nel rispondere a Carla Signoris.
perché la perfidia non merita altre forme, come dire, di convenevoli e di ipocriti salabeletti, questo sia chiaro. Mi avvio a concludere oggi, appunto, rimandando tutti così a dei giorni di primavera che si stanno approssimando. Il clima feroce nel suo gelo, nel suo ghiaccio di novembre, dicembre, gennaio ha preparato un febbraio mite e un marzo che oramai appaleserà la dimensione primaverile dell'essere. Rinascere è importante ed è poi anche il senso ultimo di alcune feste e sagre che si svolgono in questo periodo post-carnascialesco. Siamo in Quaresima, è vero, e la Quaresima impone non fosse altro quel rispetto, quell'autocontrollo, quella dimensione di raccoglimento che richiede questa porzione di tempo. Molti sui social hanno denunciato un fatto: siccome quest'anno il Ramadan cadeva esattamente nello stesso giorno di mercoledì delle ceneri, iniziava lo stesso giorno di mercoledì delle ceneri, purtroppo è accaduto che molti comuni in Italia abbiano acclarato, abbiano manifestato la volontà di ricordare appunto il Ramadan, l'inizio del Ramadan e non l'inizio della Quaresima. Lungi da me qualsiasi forma di islamofobia, però noi occidentali, in particolare gli italiani dal nord alla Sicilia, siamo in grado di esercitare una forma di civiltà evoluta che, tollerando anche altre civiltà, non deve dimenticare la sua grandezza e la sua forza, che nasce proprio dalla tradizione, che è una tradizione religiosa, ma anche una tradizione laica. Il laicismo ha sempre rispettato la Quaresima nella misura in cui comunque una forma di raccoglimento serve anche per quelli che non ci credono. È un esercizio spirituale e non esiste solo lo yoga, va bene, o l'inchinarsi di fronte a Maometto, che noi rispettiamo. La bellezza è questa, noi rispettiamo. E quindi sarà meglio appunto riflettere su questa questione che chiude la trasmissione di oggi. La Quaresima, 40 giorni, sono i giorni del raccoglimento, i giorni che ci permettono di capire cosa stiamo a fare al mondo, qual è la nostra visione reale del mondo. Il fatto appunto che si possa vivere in questo periodo anche Sanremo non esclude, no, che nel resto della giornata noi pensiamo a quello che sta nel fondo del nostro cuore. E non è detto poi che comunque, l'abbiamo visto in alcune canzoni, ci sia un recupero anche di certi valori. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura